Salve a tutti, facciamo lo studio di questa funzione logaritmica con argomento fratto. La funzione logaritmo naturale di x-2 fratto x più 1. Il logaritmo è definito se l'argomento è maggiore di 0. Vediamo il segno di x-2, di x più 1, questo si annulla in 2, questo si annulla in 1, sono tutte e due rette crescenti perché il coefficiente di x è uguale a 1, quindi abbiamo prima meno e poi più. Poi con la regola dei segni vediamo il segno di tutta la frazione, quindi la condizione era che la frazione fosse positiva, lo è qui, quindi il nostro dominio è l'intervallo da meno infinito a meno 1 unione l'intervallo da 2 più infinito, o lo scriviamo così oppure così, x minore di meno 1 o x maggiore di 2. Questo è il grafico di logaritmo naturale di x, adesso per aiutarci in qualche considerazione. Allora, per prima cosa, noi non possiamo calcolare f di 0 perché 0 non è nel dominio. Possiamo cercare quando la nostra funzione vale 0, quindi quando il logaritmo di questa frazione è uguale a 0. Allora, da qui cosa capiamo? Che il valore del logaritmo è 0 quando l'argomento vale 1. Quindi poniamo l'argomento uguale a 1, portiamo dall'altra parte, diventa meno 1, mettiamo denominatore comune, quindi questo meno 1 va moltiplicato con x più 1, abbiamo meno x meno 1, qua si semplifica e troviamo meno 3 fratto x più 1 uguale a 0, però vediamo che il numeratore è una costante, questa frazione non sarà mai uguale a 0, quindi deduciamo che la nostra funzione non sarà mai uguale a 0, però vogliamo comunque sapere il segno della nostra funzione. Allora, cosa cerchiamo di capire? Per il segno, no? Il logaritmo è positivo quando l'argomento è maggiore di 1 ed è negativo quando l'argomento è minore di 1. Quindi, questo avevamo posto uguale a 1, quindi dobbiamo vedere proprio questo, quando è positivo e quando è negativo. Quando è positivo il logaritmo sarà positivo, quando è negativo il logaritmo sarà negativo, quindi la nostra funzione. Allora, vediamo meno 3, qui abbiamo x più 1, togliamo la parte dove la funzione non è definita, questa è una costante negativa, sempre negativo, x più 1 è una retta crescente, quindi prima meno e poi più. Sì, comunque si annulla proprio qua in meno 1. Va bene, adesso poi con la regola dei segni vediamo il segno di questa frazione, e allora qui è positivo, qui è negativo, quindi la nostra funzione qui è positiva, qui è negativa, qui non è definita. Adesso cerchiamo gli asintoti verticali, possiamo aspettare di trovarne, visto che la nostra funzione è definita in tutti i reali tranne in questi valori qua, in questo intervallo, possiamo aspettarci di trovare gli asintoti verticali andando verso meno 1 da sinistra o verso 2 da destra, cioè di avere degli asintoti verticali qua e qua. Vediamo, calcoliamo il limite per x che va a meno 1 da sinistra, perché da destra la funzione non è nemmeno definita. Limite x che va a meno 1 da sinistra della nostra funzione, possiamo tirare fuori il logaritmo del limite x che va a meno 1 da sinistra di questa funzione, adesso senza fare... allora, prima pensiamo, quando x va a meno 1, sopra abbiamo meno 1, meno 2, meno 3, un valore. Qui abbiamo 0, un valore fratto 0 andrà a infinito, però dobbiamo capire se è più infinito o meno infinito. Senza andare a fare altri ragionamenti, guardiamo qui il segno, perché questo è proprio l'argomento del logaritmo. Quando andiamo a meno 1 da sinistra, qui abbiamo valori positivi, quindi sarà più infinito. Qua ho scritto logaritmo di più infinito, se no scrivete, se magari non è tanto formale, scrivete qui una freccia che questo limite, insomma, questa espressione tende a più infinito. E adesso vediamo qui, logaritmo, quando l'argomento va a più infinito, il logaritmo va a più infinito, quindi questo limite è più infinito. In modo molto simile si fa quell'altro limite per x che va a 2 da destra, perché da sinistra non è nemmeno definita la funzione. Porto fuori il logaritmo. Allora adesso vediamo, quando x va a 2, qui ho 2 meno 2, 0, 2 più 1 è 3, 0 fratto 3 è 0.
Anche qua ho scritto logaritmo di 0, dite non si può calcolare, se no scrivete che questo con una freccia tende a 0. Comunque quando l'argomento tende a 0, il logaritmo tende a meno infinito. Ok, quindi abbiamo trovato che quando andiamo verso questo valore, la funzione tende a più infinito. Quando andiamo verso questo valore, la funzione tende a meno infinito. Quindi abbiamo asintoti verticali per x uguale a meno 1 e x uguale a 2. Questi sono asintoti verticali. Cerchiamo asintoti orizzontali. Limite per x che va a infinito della nostra funzione. Tiriamo fuori il logaritmo. Adesso abbiamo il limite di una funzione razionale. Possiamo prendere semplicemente il termine di grado massimo sopra e sotto. Quindi qua sarebbe x fratto x. Vabbè, questo è 1, quindi il limite di 1 è 1. Però attenzione, abbiamo il logaritmo di questo limite, logaritmo di 1, e il logaritmo di 1 è 0, quindi quando x va a infinito la funzione tende a 0, quindi y uguale a 0 è asintoto orizzontale. Calcoliamo la derivata della funzione. Derivata del logaritmo naturale è 1 fratto x, quindi avremo 1 fratto l'argomento per la derivata dell'argomento, che è una frazione. Allora facciamo derivata del numeratore 1 per il denominatore x più 1 meno numeratore per la derivata del denominatore, che è 1, fratto denominatore al quadrato. E adesso qui ribalto questa doppia frazione. Qua vabbè faccio i calcoli. E questo x più 1 si va a semplificare con x più 1 al quadrato, e qua trovo 3 fratto x meno 2 per x più 1. Notiamo che questa espressione non vale mai 0, al numeratore abbiamo una costante e quindi non abbiamo punti stazionari. Vediamo comunque il segno. Allora, 3 è una costante positiva, non ci cambierà il segno, non serve neanche inserirla nella tabella. Inseriamo se abbiamo costanti negative, come abbiamo fatto qua, per ricordarci che bisogna considerarle. Abbiamo x meno 2 x più 1, e sempre togliamo la parte dove la funzione non è definita. X più 2 e x meno 2 e x più 1 sono tutte e due rette crescenti, abbiamo prima meno e poi più. Usiamo la regola dei segni e troviamo che vabbè, la nostra derivata qui non è definita, ma altrove è sempre positiva, la funzione è sempre crescente. Adesso dobbiamo calcolare la derivata seconda. Adesso la derivata prima l'ho ricopiata qui, però la scriviamo anche in un'altra forma per aiutarci alla derivata seconda. Moltiplichiamo questi due termini e ho trovato questa espressione. Allora, derivata seconda, qui derivata del numeratore, che è una costante, allora è 0, per il denominatore meno numeratore, 3, per la derivata del denominatore 2x meno 1, fratto denominatore al quadrato. Ma allora non prenderò questa espressione qua, prenderò questa espressione del denominatore per avere x meno 2 al quadrato e x più 1 al quadrato. Ok, adesso qui questo si annulla, meno 3 lo vado a moltiplicare dentro e trovo meno 6x più 3 fratto x meno 2 al quadrato e x più 1 al quadrato. Questa è la derivata seconda. Vogliamo vedere quando si annulla la derivata seconda, quindi quando il numeratore è uguale a 0. Risolviamo questo e troviamo x uguale a un mezzo. Perché non va bene? Perché non sta nel dominio. La nostra funzione non è definita tra meno 1 e 2, quindi questo valore non sta nemmeno nel dominio. Ok, facciamo, adesso cerchiamo di capire il segno della derivata seconda. Mettiamo qua il numeratore, qui il denominatore. Ho messo anche questo un mezzo, anche se sta fuori il dominio. Allora, questo è sempre positivo, sono due quadrati, quindi qui avremo sempre positivo. Questa è una retta decrescente perché meno 6 è negativo, retta decrescente, abbiamo prima più e poi meno. Quindi con la regola dei segni troviamo che la derivata seconda qui è positiva, qui è negativa, qui non è definita. Siccome qua è positiva abbiamo una concavità di questo tipo, qui di questo tipo. Per ricordarcelo basta ricordarci le parabole. Il coefficiente di x al quadrato è positivo, abbiamo una parabola rivolta all'insù, e quando il coefficiente di x al quadrato è negativo è una parabola rivolta all'ingiù. Adesso qui sono riassunte tutte le informazioni. Abbiamo trovato la funzione, la derivata prima, la derivata seconda, e questi sono gli asintoti. Si può disegnare il grafico. Io consiglio sempre di cominciare a disegnare prima gli asintoti. X uguale a meno 1, x uguale a 2,
y uguale a 0 e poi subito dopo di togliere le parti del piano dove la funzione non è definita. Allora nel nostro dominio non c'erano dal nostro dominio non ci sono i valori tra meno 1 e 2, quindi tutti i valori tra meno 1 e 2 togliamo tutto. La nostra funzione qui è positiva, qui è negativa, qui è positiva, quindi togliamo la parte negativa, quindi togliamo la parte positiva e adesso finalmente possiamo tracciare il grafico. Allora, direi di partire dall'asintoto verticale, perché non può venire da qui la funzione, perché qui non c'è la funzione, non c'è il grafico. Sì, e qua dobbiamo per forza andare ad avvicinarci all'altro asintoto. Qua è la funzione crescente, io ho concavità così, ok. E qui da questo asintoto verticale non possiamo venire da qua, qui non c'è la funzione, veniamo da qua e anche qua dobbiamo andare a avvicinare, la funzione cresce, la concavità è così, dobbiamo andare per forza così, andare ad avvicinarci all'altro asintoto. Ok, per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.